Padana Sementi, da 3 generazioni, produce e commercializza sementi di piante foraggiere di alta qualità, miscugli da erbaio per la zootecnia più moderna, cereali foraggieri, la gamma più completa di sorgo da foraggio, inerbimenti tecnici e cover crop per un'agricoltura sostenibile. Padana Sementi, making better seeds. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Economic power of the United States because of the fact that we've made so many trillions, many trillions of dollars. Il Montasio, un marchio ma soprattutto un formaggio che potrebbe essere colpito dai dazi pensati da Trump, dai dazi che gli Stati Uniti vogliono imporre ai nostri formaggi. Montasio, Grana Padano, Asiago, solo per dare dei nomi. Benvenuti in un'altra puntata di Agricoltura Veneta. Come avete capito oggi parleremo di economia e prodotti lattiero-caseari. Siamo qui, siamo nella zona di Vedelago e siamo con il presidente di Aprolav, Terenzio Borghi. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Perché ci ha portato proprio qui? Perché è una delle aziende che producono e riescono in qualche maniera anche a collocare il loro mercato e i loro prodotti all'estero. Latterie Venete produce soprattutto DOP e le DOP in questo momento sono quelle sotto l'occhio del ciclone proprio per questo motivo. Noi speriamo che come al solito la politica non faccia danni alle nostre economie come è successo in passato con l'embargo russo. Io spero tanto che ci sia il buon senso che prevalga su quelli che sono gli interessi politici. Però intanto lei che tiene il polso della situazione dei nostri produttori, qual è la sensazione che hanno? Ogni volta che si sentono queste notizie si hanno ripercussioni comunque sul prezzo dei prodotti e sul prezzo del latte alla fine. Grazie Presidente, lo ritroveremo al termine del nostro viaggio. Adesso vediamo i titoli e poi cominciamo parlando proprio degli Stati Uniti. il futuro dei formaggi veneti colpiti dai dazi USA, timori anche per il mercato inglese, mentre non fa paura il trattato con il Canada. Tutti d'accordo, la qualità è il miglior antidoto alle barriere economiche. Ottimi dati qualitativi per la vendemmia del Prosecco superiore. Nella prima raccolta nelle colline UNESCO pH e acidità promettono spumantizzazioni eccezionali. Cresce anche la richiesta del DOC biologico. Nasce una nuova figura professionale, l'agri-host, il manager addetto all'accoglienza negli agriturismi. Sempre più numerose infatti le persone che cercano una vacanza a contatto con la natura, alla scoperta di tradizioni e specialità gastronomiche. Alberi da potare e siepi da tagliare, una differenza troppe volte dimenticata anche dai professionisti del giardinaggio. I consigli per far crescere una siepe protettiva e quelli per evitare di trasformare alberi e arbusti in attaccapanni che non fioriranno mai. Da quelle grosse dei portoni signorili a quelle piccole in latta dei lucchetti delle biciclette, la nostra storia raccontata dalle chiavi che da semplici ferri piegati e sagomati diventano preziosissimi se persi o peggio rubati. E ci siamo intrufolati all'interno delle latterie venete qui a Vedelago. Adesso passiamo attraverso le forme perché qui c'è una produzione davvero importante. Siamo con il direttore Domenico Sartori. Buongiorno direttore, siamo intrufolati dentro perché so che qui state producendo una cosa davvero eccezionale. Per la nostra azienda è il primo prodotto, noi siamo il secondo produttore di Asiago e quindi è il prodotto d'eccellenza di questa latteria sostanzialmente. Però è anche uno dei prodotti nel mirino di Trump e dei dazi degli Stati Uniti. Beh, certo che sì, quindi un po' di preoccupazione c'è anche per questo, anche se l'Asiago non è il principale prodotto esportato negli Stati Uniti, però per noi l'Asiago rappresenta circa, l'export negli Stati Uniti rappresenta circa l'8-10% dell'intera produzione di Asiago. Quindi è una quota comunque significativa di produzione che finisce negli USA e quindi questa cosa qua preoccupa un po', diciamo. Io penso ci sarà sicuramente una trattativa, ci sarà il tentativo di trovare dei mini accordi, un minimo di dazi probabilmente ci sarà, probabilmente non come è stato ventilato. Attualmente la quotazione va dai 15 ai 20 euro al chilo a seconda della tipologia, del confezionamento eccetera.
chiaramente aumentare di 4-5, avere 4-5 euro di dazio sarebbe molto penalizzante per il consumatore e quindi metterebbe fuori mercato molti dei importatori di Asiago. Al di là della conclusione, un minimo di danno questa vicenda l'ha già creato, perché è un danno sostanzialmente psicologico dato dalla paura che succeda, che il mercato si blocchi e cambiano sostanzialmente le aspettative degli operatori e quindi il mercato si deprime sul prezzo del prodotto e a risalire sul prezzo del latte alla stalla. Ci siamo spostati dalla pressatura al magazzino dell'Asiago per dimostrare la qualità, si fa anche nelle forme perché le forme non sono tutte uguali. Qui siamo su un magazzino che ha tempi e temperatura, umidità sotto controllo, sulla quale noi giochiamo per ottenere dallo stesso formaggio due risultati abbastanza diversi tra loro. Cioè? Allora, ad esempio in questa posizione qua vediamo un formaggio affinato che ha una certa bombatura, cioè rigonfiato, è tipico dell'Asiago, vuol dire che una forma di questo tipo ha una occhiatura rilevante all'interno. È un tipo di formaggio che va bene soprattutto per il Veneto, va bene per l'altopiano di Asiago, va bene per il nord Italia, dove c'è questa cultura antica dell'Asiago locale. Che abbia l'occhio, insomma. Che abbia una pasta molto occhiata. Se ci spostiamo di qualche metro, vediamo delle forme che non hanno nessuna bombatura. Queste forme hanno molto meno occhiatura all'interno, sono forme che vanno bene un po' per il mercato del sud che non ha conosciuto l'Asiago originario con tanta occhiatura, e vanno bene poi per la grande distribuzione dove c'è una grossa fetta di confezionato, perché diversamente non sarebbe lavorabile nelle macchine, avrebbe uno sfrido enorme. Possiamo dire che i dazi si possono combattere, si combattono con la qualità? E direi uno strumento sicuramente importante, ma basta mangiare un pezzo di Asiago di questo tipo e confrontarlo con un Asiago cheese americano, si capisce subito la differenza. Va bene, adesso noi ci fermiamo un attimo per le notizie dall'agricoltura e poi riprenderemo con l'altro DOP che viene prodotto qui, ovvero il Montasio. Si chiude una vendemmia davvero eccezionale sul fronte della qualità per il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. Iniziata con circa 10 giorni di ritardo rispetto agli ultimi anni, la vendemmia 2019, la prima dopo il riconoscimento UNESCO, è avvenuta in condizioni climatiche ideali. Come ideale è stato il clima estivo che ha permesso la perfetta maturazione dei grappoli. Le condizioni climatiche dell'anno hanno condizionato sia i tempi della raccolta sia le caratteristiche organolettiche degli acini. Nasce una nuova figura professionale, l'Agri-Host, il manager dell'agriturismo, addetto all'accoglienza ma anche alla comunicazione dei valori dell'azienda agricola e all'organizzazione di percorsi di turismo esperienziale. Nasce da un'idea di Coldiretti e Terra Nostra per accrescere le competenze di management degli operatori agrituristici. Una nuova figura quindi nel settore primario che guarda all'accoglienza turistica e che va ad aggiungersi alla figura dell'agrichef, il cuoco contadino. La richiesta di Prosecco DOC biologico aumenta più del prodotto tradizionale. Il Consorzio di tutela ha deciso di presentare alle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia l'istanza per lo sblocco della riserva vendemmiale del DOC biologico 2018, pari a 10.380 ettolitri, al fine di raggiungere l'equilibrio di mercato. Secondo i dati raccolti nei primi 9 mesi del 2019, gli imbottigliamenti complessivi di DOC avrebbero fatto registrare un aumento del 6,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'Iran è in un momento di espansione economica e guarda con grande interesse a una collaborazione con il settore primario del Veneto, in particolar modo con la provincia di Verona. È questo il risultato dell'incontro avvenuto tra Confagricoltura Verona e una delegazione di alto livello in rappresentanza del governo iraniano, mirato a mettere sul tavolo le possibili convergenze economiche nel settore agroalimentare. Sono diversi i prodotti a cui l'Iran è interessato, soprattutto in ambito avicolo e nei mangimi per la pescicoltura. Potendo contare su un bacino enorme di consumatori, l'Iran può diventare una zona strategica dove avviare attività imprenditoriali, anche alla luce dei costi di produzione contenuti.
Montasio, un altro dei prodotti sotto embargo degli Stati Uniti. Domenico Sartore, preoccupazione anche per questo prodotto, per gli USA? Beh, per tutti i prodotti c'è preoccupazione. Senta, e un altro pensiero va invece per l'Inghilterra, per la famosa Brexit. Quanto colpirà i vostri prodotti e i prodotti veneti in genere e il formaggio veneto in genere? Ma allora, dal Veneto verso l'Inghilterra ci sono sicuramente dei prodotti freschi tipo mozzarella, c'è della ricotta, c'è qualcosa di Montasio, c'è dell'allievo, c'è sempre comunque il grana e quindi sicuramente anche i prodotti veneti verranno colpiti, anche se lì non sappiamo ancora l'entità, cosa succederà, quindi incertezza massima insomma. Sicuramente sì. Senta, anche in questo caso ci salverà comunque la qualità. Beh certo, perché l'Inghilterra è un sistema produttivo, non ha storie nei formaggi, non ha storie particolari nei formaggi come ha l'Italia o come ha del resto anche la Francia e quindi il loro prodotto è un prodotto abbastanza generico, industrializzato e fermo lì insomma. Insomma un inglese che vuole mangiare un buon formaggio deve venire a prenderlo da noi. Speriamo di sì. Bene, adesso noi ci fermiamo con un servizio dedicato al GAL, soprattutto ai marroni di Combay, dopodiché un po' di pubblicità e poi riprenderemo questo nostro viaggio tra dazi e soprattutto formaggi nostri. Prodotti locali, artigianato, ma anche natura, sport e spettacolo. Sono questi gli ingredienti della Festa dei Marroni di Combay, giunta quest'anno alla 75esima edizione. Con il taglio del nastro, il via ufficiale alla manifestazione che celebra il gustoso prodotto IGP e che animerà lo splendido borgo trevigiano tra le colline del Prosecco per 3 settimane. Questo evento è diventato un evento ormai internazionale, stranieri che prenotano qua per venire a questo evento. Questa è una delle grandi cose nel territorio che sono state fatte grazie al volontariato. Tutte queste manifestazioni sono organizzate al 99% dalle Proloco, dal mare di volontari 60.000 che ogni sabato e domenica sono a disposizione dei loro territori per farli vivere. Ed è un valore unico nella regione Veneto che noi cerchiamo di sostenere e portiamo avanti. Tra le eccellenze del Veneto anche il binomio territorio prodotti tipici al centro del piano di sviluppo locale del GAL Alta Marca Trevigiana e così domenica 13 ottobre è stato anche il momento dell'inaugurazione del nuovo polo del gusto in una pieve di Soligo in festa per la tradizionale sagra dello spiedo gigante. Oggi ci troviamo qua in occasione anche dello Spiedo Gigante che è diventato un altro evento ormai importantissimo per il territorio e qui nascerà in questa struttura il Salone del Gusto, è un'opera anche questa finanziata con i contributi GAL Alta Marca e prevede qui le eccellenze del territorio, prodotti tipici eccetera con le degustazioni dei piatti dei nostri prodotti tipici. È proprio il GAL ad aver finanziato il recupero di Palazzo Vaccari. Nell'area del Polo del Gusto puntiamo in particolare a questo tematismo del turismo enogastronomico. Qui abbiamo una ricettività e una ospitalità diffusa di alta qualità con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il riconoscimento di patrimonio dell'umanità delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene fanno entrare questo territorio nel gotha, nel salotto buono delle destinazioni a livello mondiale che attirano turisti. Un intervento importante che oltre a riqualificare un'area a pochi passi dalla piazza centrale di Pieve di Soligo diventa strategica per il turismo della zona. Il segreto per avere un bel prato. I prodotti di alta qualità di Fadana Sementi. Ricerca, qualità certificata e innovazione. Resistenza allo stress e bassa manutenzione. Per un prato invidiabile, usa i nostri nuovi concimi Fertitav. Fadana Sementi. Per un prato sempre al top. Parla. Direttore, qui cosa stiamo vedendo? Ma qua siamo in una delle fasi principali della produzione di Asiago DOP. Continuiamo a parlare di questi mercati e dei pensieri legati ai mercati esteri. Abbiamo parlato degli Stati Uniti, abbiamo parlato di Inghilterra, adesso parliamo invece del CETA, quel famoso accordo di libero scambio che riguarda il Canada. Penalizzati oppure è stato un affare? Una parte di produzione italiana di altri settori che si vede
si sente un po' penalizzata perché si dice che non tutti i prodotti DOP vengono valorizzati. C'è un'altra parte che invece avrà dei vantaggi. Difficile in questo momento dire chi ha ragione, in ogni caso la cosa positiva è che gli accordi ci devono essere proprio perché il mercato non può essere selvaggio. L'embargo per quanto riguarda la Russia quando sta penalizzando i nostri prodotti veneti? Beh, molto perché la Russia era un mercato importante, un mercato in cui ci sono anche molti ricchi. La cosa da aggiungere negativo, oltre al fatto di non commercializzare, è che nel frattempo la Russia si sta anche attrezzando a produrre. Insomma ci stiamo perdendo e non poco. Sicuramente sì, con la Russia sì, è un grande peccato non poter lavorare con la Russia. Detto questo, abbiamo parlato di mercati esteri, ma allora il mercato interno potrebbe riuscire a, diciamo così, ad assorbire le mancate vendite? No, io penso di no. Io credo che il mercato interno resterà sostanzialmente stabile se non in leggera diminuzione. E allora i mercati esteri su cui puntare cosa ci rimane? L'Asia? Beh, sicuramente il continente asiatico è grande, c'è molta gente, i prodotti italiani sono ancora molto apprezzati, sono mercati difficili in cui ci vorrà molto tempo, però ci sono dei segnali importanti. Bene, salutiamo il direttore di Latterie Venete, Domenico Sartore, e noi adesso ci vediamo i consigli del giardino con il nostro Diano Favaretto e i consigli dedicati alle siepi e poi torneremo perché andremo a vedere un produttore a chilometro zero. In questi giorni sto vedendo che si iniziano a tagliare siepi, qui tagliasiepi, ma stanno tagliando anche oleandri col tagliasiepi, arbusti come le ortensie, addirittura gli olivi col tagliasiepi. Io capisco tutto, però dobbiamo dare il giusto al giusto. La potatura va fatta sull'olivo, sul melograno, sulle viti, su tutti gli arbusti, sui frutti, mentre sulle siepi va tagliata, perché più viene tagliata, rasata, più infittisce e più fa l'effetto che deve farci di mascherarci, proteggerci da smog, da rumori, eccetera, eccetera. In questo caso ci troviamo di fronte a un Rhamnoeciparis che è Leilandi, il quale più si taglia, più infittisce e dà questa bella forma, mossa, leggera e fa una bella barriera. Adesso prendiamo il tagliasiepi e sempre con l'occhio, anche per farlo dritto, perché c'ho l'occhio dalla sua parte. E si va giù piano piano. Vi ricordo ancora che la siepe le protegge da tutto, ma alla fine la siepe dà sempre rete. E allora ci siamo spostati in testa alla filiera della produzione del formaggio. Siamo dei produttori, dove ci ha portato Presidente? L'azienda agricola Vacca Mora di Figuera, Ivano e Andrea. È un'azienda giovane che ha scelto di interloquire direttamente col consumatore. Voi non ci credete, ma questo è l'ultimo operaio che la Vacca Mora ha assunto, un robot. Ivano Figuera è l'ennesimo investimento di un settore che, come dire, ha luce e ombre. È l'ennesimo investimento per noi per dar benessere ai nostri animali e dar la cura migliore per avere un latte sempre più buono. Voi la produzione vostra in parte la trasformate e in parte la date, diciamo così, alla grande lavorazione, quindi avete un po' paura, insomma, del riflesso dei dazi? È una nostra speranza che i dazi non vadano a ricadere sulla materia prima, perché già la materia prima è a rischio come i costi di produzione qua in Italia. Secondo lei che risposta bisogna dare ai mercati internazionali che come Brexit, ma soprattutto come gli Stati Uniti, rischiano veramente di penalizzare i nostri prodotti? Dobbiamo dare una risposta che la nostra qualità è verificata, certificata e ha tutte le garanzie possibili e immaginabili per garantire un ottimo prodotto. Voi avete deciso di trasformare il latte oltre che produrlo, scelta vincente, vi sta pagando? Beh, è una scelta che dà molte soddisfazioni, anche perché vediamo che la gente ricerca queste piccole produzioni, queste nicchie di mercato che si differenziano dal prodotto industriale.
ma può essere un'alternativa a riversare tutta la nostra produzione al mercato interno? Totalmente così, non credo sia la soluzione definitiva. Quindi secondo lei come possiamo combattere i dazi? Ma i dazi si combattono prima con la qualità, ma anche deve avere una politica di sostegno. Questa lotta deve essere fatta prima dalla politica, supportata dalla qualità dei prodotti fatti a chilometro zero. Bene, ringraziamo Andrea Figuera, adesso noi ci fermiamo un attimo per le previsioni del tempo agricolo e poi proseguiremo con le conclusioni con il Presidente Borga. La stagione prosegue secondo i canoni più classici, quindi con questo aumento di foschie, di nebbie, con cielo sempre più nuvoloso a tratti, con precipitazioni per adesso poco consistenti. Più in dettaglio questa settimana sarà caratterizzata per domenica da una nuvolosità del tipo stratificata, alta. Questo è dovuto all'anticiclone che si è ritirato sull'Atlantico, ha lasciato spazio libero sulle nostre zone, però le perturbazioni scendono dal nord Europa, però interessano soprattutto il nord-ovest di Lombardia, Piemonte, Liguria, il nord-ovest del nostro paese. Per ora le nostre zone sono risparmiate, quindi dicevamo abbiamo questa nuvolosità che ci interessa soprattutto durante la mattinata perché risentiamo delle nebbie, delle foschie durante la notte, poi pian pianino il sole vince queste nubi e si rasserena in parte il cielo. È un tipo di tempo che continuerà per almeno la prima parte della prossima settimana, quindi almeno fino a giovedì, con, ripeto, questa nuvolosità mattutina e in parte poi durante il giorno si dissolve. Precipitazioni per la prima parte non sono previste, anche se localmente, per esempio domenica sera, potremo avere sulla parte più occidentale della nostra provincia qualche brevissima precipitazione. Da giovedì peggioramento, quindi avremo i sistemi perturbati che cominceranno a scorrere su di noi, quindi dovremo avere un aumento sensibile della copertura e delle piogge che si diffonderanno, ecco, ma questo poi lo confermeremo. I venti saranno inizialmente ancora dai quadranti orientali e poi si pongono dai quadranti meridionali, quindi con afflusso di aria umida ed ecco il peggioramento. Le temperature secondo la norma, anzi i valori massimi, toccano livelli ben al di sopra della media, quindi avremo 23-24 gradi e poi tenderanno a calare nella seconda parte della settimana. I valori minimi dai 12 ai 15 gradi, questo naturalmente anche 16 gradi, questo in pianura. Lato Adriatico per quasi tutto il periodo sarà caratterizzato da un moto ondoso che darà un tipo di mare poco mosso o localmente mosso. È tutto. E per le conclusioni ci siamo spostati all'interno dello spaccio della Vacca Mora. Presidente, una cosa abbiamo capito, che contro i dazi alla fine possiamo combattere solo con la qualità. Ma credo che anche alle mie spalle ci sono tutti i riconoscimenti che ha avuto questa azienda, il Caseus Veneti, e questo dà l'idea di quanto noi veneti puntiamo alla qualità. Non solamente sulle piccole aziende come questa, che come vedete interloquisce, come ho già detto, direttamente col consumatore, ma anche ai grossi livelli, alle nostre grandi DOP. Da quando sono Presidente parlo sempre della percentuale di latte che viene trasformato nel Veneto in DOP e siamo gli unici al mondo. Siamo arrivati al 92-94% del latte veneto, credo che questa sia la garanzia che dà il Veneto al consumatore. Certo, su tutto questo però c'è bisogno anche di un sostegno da parte della politica. Penso che la politica debba evitare di crearci i danni che ci ha creato in passato. L'embargo russo ci ha dato l'idea di quanto può essere dannosa la politica quando entra nella nostra economia. Speriamo che adesso con il discorso dei dazi e della Brexit non succeda la stessa cosa che è successa in Russia, un mercato ricchissimo che non è più nostro. Speriamo che almeno stavolta ci sia buon senso da parte dei nostri politici. Bene, con questo auspicio si chiude la puntata di Agricoltura Veneta. Come sempre l'ultima parola a Franco Grespan, gli attrezzi e soprattutto i nostri programmi storici. Arrivederci alla prossima settimana. Ciao Tosati, saluti a tutti. Di fronte a sta scena qua mi ricordo tante robe da Tosatello. Attento alla chiave di casa, va bene che adesso rientra anche senza chiave, ma non importa, quello è un altro discorso. Ma di fronte a sta bessa di queste chiave qua, come è che si fa a non ricordarsi del nostro tempo che se andà? Guardate che bessa, nel 400 le famiglie gli preparava il cassonetto di Adota Paitosi che andava via, se è vero, giustamente. E ora questo fa parte
del cassonetto, ovvero metteva dentro argento, oro, stoffe preziose, cassonetti non tanto grandi. Questo si rimanisse e questo era dove che entrava a chiave e dopo si faceva il quercio, a tu capito. E dopo per dirlo in breve, che era il nonno che andava al mulino e i tornati che faceva scesa, ogni tanto veniva a casa uno in bicicletta, andava in caneva e ciò che si scuete. E ora il nonno le salta fuori il giorno dopo che si era in corto e ora dice aspettami, e questo è per tutti. Ciaveri a caneva in scarsera, in qua, nessun bene sulla scuola. Vi saluto, stemmi bene e avanti sempre. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.